Martelli. Pronto? Allora, prima di tutto un'osservazione su questo plico qua. Per i fan di Fantozzi, questo è esattamente come la corazzata Kotionkin, vi ricordate cos'era? Quello è. Allora, invece poi per la Presidenza, visto che qua non dovrebbero essere ammessi se non errori formali, io chiedo com'è che l'introduzione di un intero periodo può essere configurato errore formale. C'era il comma 147 che dava alle televisioni locali delle frequenze radiotelevisive, purché avessero abbastanza soldi, abbastanza esperienza, abbastanza infrastruttura. Beh, qua è stato infilato che se non soddisfano questi requisiti lo diamo all'operatore nazionale. Ma quanti operatori nazionali sono in grado di fare questo? Per esempio Mediaset, con la quale state cercando di fare affari sottobanco tipo legge elettorale e altre cose. Ma che caso? Questo è un errore formale secondo voi? No, che non lo è. Allora ditelo che non è un errore formale. Vediamo un'altra bella cosa, questa qua mi piacerebbe che il Vice Ministro me la spiegasse. Allora, qui c'è scritto che si danno 535 milioni alle poste in ottemperanza a una sentenza della Corte Europea per aiuti di Stato. Peccato che l'abbiamo vinta, non l'abbiamo persa. Allora noi stiamo dando dei soldi per pagare una multa che in realtà non c'è. La multa poi era di 484 milioni e ne gli diamo 535. Ma sarebbe giustificato se voi quei soldi, siccome le poste magari avrebbero dovuto pagarli di tasca loro, li avreste presi da un fondo che sono i trasferimenti all'Unione Europea, ma non vengono da lì quei soldi, vengono dal pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, quindi siete anche dei ladri oltre che dei disonesti. Detto questo, mi rivolgono alla senatrice Ferrara, non c'è, che è venuta a fare la splendida novara dicendo che era contro le trivellazioni petrolifere. Allora come si mette con il comma che dice che ancora di più sarà facile fare trivellazioni, che in caso di contenzioso con le regioni comunque le regioni abbozzano perché decide il Ministero dello Sviluppo Economico? Come la mettiamo? Anche il senatore Marinello, che non c'è neppure lui, che era contro le trivellazioni in Sicilia, come la mettiamo? C'è scritto che si stabiliranno le zone nelle quali si può trivellare. Di solito si fa il contrario, si dice dove non si può trivellare, perché per sapere se lo puoi fare devi sapere se non lo puoi fare prima di tutto. Oppure c'è un'altra cosa fantastica, che è relativamente alle bonifiche. Da qualche parte avete scritto che, modificando lo sblocca Italia, che era quel gioiellino perfetto, che è consentito fare opere lineari, tipo infrastrutture, sopra i terreni da bonificare purché non si alteri la possibilità di bonificare. È impossibile. Nel momento in cui vai a toccare, vai a fare delle fondazioni, allora, innanzitutto stai muovendo terreno inquinato, ma in ogni caso dopo qualunque altro lavoro di bonifica andrebbe ad interferire per esempio con le fondazioni delle opere e quindi non potrebbe essere fatto correttamente. Allora questa è una vaccata che andrebbe tolta, è una delle tante. Poi questa è un'altra bella cosa da pezzenti, voi date 5 milioni per l'alluvione che c'è stata in Sardegna, per le scuole della Sardegna. Però in compenso riuscite a tirarne fuori 850 per 2 anni per le missioni di guerra all'estero. Cioè state a fare i micragnosi con la gente, con i bambini che non hanno più la scuola e poi tirate fuori 850 milioni per andare all'estero a fare non si sa bene cosa. Vergogna 4 volte. Dite che siete per la riduzione delle emissioni di CO2, per il trasferimento del trasporto merci dalla gomma alla rotaia e poi cosa fate? Date 250 milioni per l'autotrasporto. Certo, perché l'autotrasporto non è conveniente se lo fate su gomma rispetto a quello su ferro, bisogna essere continuamente sovvenzionato. 250 milioni rubati a qualche cosa che ridurrebbe le emissioni di CO2. E questi sono solo alcuni piccoli esempi. È stato citato l'esempio di altri 110 milioni a Roma, dopo che si è detto che non si sarebbero dati più soldi a Roma, ma avete dati lo stesso. 200 milioni alle scuole paritarie. La mancetta di 60 milioni a Expo, non ce la dimentichiamo, anche quella. L'anno scorso avete detto che basta dare soldi a Expo, si deve arrangiare da solo il comitato Expo, altri 60 milioni. Poi i 3 miliardi di Renzi per il dissesto idrologico, ma ancora non si sono visti, sono 50 milioni da ripartire tra vari capitoli di spesa. Questo solo per darvi qualche chicca, però io vi dico una cosa, voi oggi avete dimostrato che cosa vuol dire essere schiavi. Servi totali di un governo. Voi siete qua e siete disposti ad accettare qualunque cosa vi venga detta, ma la cosa brutta è che non solo siete schiavi, ma avete perso anche la capacità di pensare da persone libere. Non siete capaci in piena libertà di dire: caro governo, questa roba qua te la prendi e te la porti indietro. E se fossi stato il vice ministro gliel'avrei detto, avrei chiamato Renzi e avrei detto: ah bello, sta roba qua, ste figure, non dico la parolaccia, non me le fai fare un'altra volta, sta roba te la prendi e te la mangi. E voi, se aveste avuto un minimo di amor proprio, avreste detto esattamente la stessa cosa, ma manco quello, cioè avete manco l'amor proprio.